Allora voglio dire, era meglio, 20 anni fa credo che se ne parlava, trasformare la centrale a gas o lasciarla a carbone, che come sappiamo benissimo, abbiamo qua un medico, la polvere di carbone è uno dei motivi più cancerogeni e fa male, grazie Sindaco. Allora volevo dirti, nella mia logica, io ti ascolto con grande piacere, perché dico, ma era meglio 20 anni fa, quando si voleva trasformare la centrale di Monfalcone in gas, era meglio trasformarla a gas o lasciarla a carbone? Sì. E su questo mi farebbe piacere confrontarsi, Sindaco, capisci? ma lei ha mai visionato le motivazioni per cui il tavolo ha detto no? Lei ha mai cercato di capire che succede? Perché il suo modo di parlare un po' a parabole è interessante e devo dire anche affascinante, ma è fuori dal criterio scientifico e possono passare dei falsi messaggi. Cioè quando lei, io mi ricordo in determinate trasmissioni parlava del... Lo so, medico poi ma le scelte, un attimo, in certi casi vanno dati, lo dice lei stesso, alla scienza, agli studi. Certo, ma io ti ascolto lei ha con avuto a gran disposizione un gruppo di 21 studiosi che poteva darle delle motivazioni per dubitare, perché lei era anche il responsabile della sicurezza e della sanità dei cittadini. Non si può dire in determinate affermazioni ma il gas è un qualcosa che passa sotto la città, è come se fosse una fonte risorgiva, no? Perché Bevilacqua, volevo dirti Bevilacqua, che c'è una differenza, se mi consenti, fra il GNL e il GPL. Appunto. Io ho fatto la ed è profonda, ti ho detto perché prima, un litro di gas io liquido, ti ho fatto la differenza che sono stato contrario, e mio amico Nerio lo sa, a Muggia, e ho bocciato quel progetto quando lo volevano tutti. Ma lei sa gli incidenti che abbiamo avuto? Lo voleva la destra e la sinistra. Lei sa gli incidenti di metano che abbiamo avuto in Italia? Dirti, lei sa quanti vigili del fuoco morti abbiamo noi per incidenti del gas cittadino? Sai cosa fa il GPL a Livorno? Era GPL quello. Ma non importa chi fa peggio, il gas è pericoloso. Via Ventotene a Roma abbiamo divelto Palazzine. Allora teniamoci il carbone. Ma non significa, non è in discussione la sicurezza con la salute e la sanità. Tra l'altro ci sono impianti alternativi. Questi sono impianti vecchi, inquinanti. Amico mio, però la mattina portiamo questo carbone da Capodistria. Lei è come a scatola chiusa ha deciso il suo rigassificatore. Lei diceva il mio rigassificatore perché porterà ricchezza e prosperità. Io ti ho detto che è una grande opportunità agli scienziati. L'ardua sentenza. No, gli scienziati sa come l'ha definiti? Gente che non andava più in là di Sistiana. Alla prima conferenza lei uscì in televisione dicendo ma come possiamo ascoltare? Le frasi vanno estrapolate in un contesto, ti prego, no? Quello, perché è se quello. mi dici questo allora potrei dirti tante altre... Anche rispetto all'università lei ha avuto molte attenzioni in passato. In effetti anche hai? Prego? E cosa? Non ho capito. Che ha avuto tante attenzioni in passato? Di diverse dichiarazioni, mi ricordo in una polemica nata con all'epoca Peroni. Sì, io volevo rispondere, anche chiarire velocissimamente un fatto. Nessuno di noi, Roberto, nessuno nega la necessità e l'importanza di una politica energetica che sia basata anche sul gas. Io spero, dicendo queste parole, scandendole bene, che non ci siano più equivoci. Ma la risposta l'hanno data parzialmente già gli sloveni nel servizio che avete fatto prima, South Stream. A loro non interessa il rigassificatore di per sé, interessa un approvvigionamento anche per esempio attraverso i gasdotti che sono molto meno impattanti, eccetera. Secondo punto, come diceva Bevilacqua giustamente, noi non ci opponiamo tout court ad un impianto di rigassificazione, ci opponiamo a questo impianto di rigassificazione, uno fatto con le tecnologie moderne, con la nave che già rigassifica per conto suo, a circuito chiuso, quindi senza entrare minimamente, e con un punto d'attracco, una boa, una semplice boa in mezzo al mare, possibilmente trilaterale, Slovenia, Croazia ed Italia in mezzo all'Adriatico, oltre ad essere una risposta precisa e non inquinante a questa esigenza di gas, rappresenterebbe anche, mi si permetta, un fatto di una rilevanza politica straordinaria, perché ci metteremmo alle spalle tutto il Novecento con tutti i suoi guai. Ritorniamo all'aspetto tecnico. Guarda che non sono contrario. In effetti prima ti ho detto soltanto la mia opportunità era quella, Bevilacqua, di pulire un'area che è là da Miato da 60, 70, 80 anni e che la vedremo là per altri 100, perché nessuno potrà mettere qualcosa. Lei sa in cosa consiste quel progetto di bonifica promosso dalla Gas Natural?
avuto idea, l'ha mai studiato, sa esattamente che cosa sta Bevilacqua, accadendo scusi, lì? vorrei- Beh, quelli solo dare saranno i la parola paletti a Zambon. prima di No, firmare. perché è già approvato, stanno firmando. Siamo al limite, guardi, allora stiamo è parlando, abbastanza tardi. Stiamo parlando di niente allora. Torniamo agli aspetti tecnici sulla sicurezza, scusate. Vorrei dare la parola all'ingegner Zambon. Ma io volevo puntualizzare un paio di cose. Intanto sulle slide, se è possibile rivederle, se no le posso descrivere. Sì, le slide, Perché sì, possiamo rivedere la prima slide. Intanto trovo onestamente dal punto di vista professionale intollerabile che un tavolo tecnico scriva studio della pericolosità con la cartografia alterata. È possibile leggerlo in basso a sinistra. L'italiano è una lingua che ha delle parole che hanno un significato particolare. Perché non è scritto errata ma è scritto alterata? Si vuole presupporre che la cartografia è stata manomessa. E questa è un'offesa sia ai professionisti della gas natural, che sicuramente non sono delle persone che passano la serata a alterare delle cartine, sia ai tecnici, in questo caso del Consiglio ristretto di ARPA, INAIL, Capitaneria del Porto e Vigili del Fuoco, che sono demandati dopo a controllare queste cose. In secondo luogo, io sono assolutamente d'accordo che quella cartina non presenta alcune installazioni industriali. Manca anche il cerchio di incidente, non è non è vero. Guarda, non c'è neanche quella, il cerchio. quella cioè, cartina che probabilmente o sicuramente è militare, sì, e quindi non ma rappresenta. non c'è alcuna condizione, c'è la ferriera, vede che c'è il cerchietto in caso di incidente. Ci sono dei e cerchi rossi, depositi. se facciamo vedere velocemente. Sì, ma i depositi con la capacità dove sono? L'altra slide? Se è possibile. Ma quella l'abbiamo fatta noi, sa, non è della Lo so che l'avete fatta voi, ma avete Questa indicato, no, questa avete messo invece è delle originale. freccettine. Riesco Questa è a finire nostra. una frase per cortesia, la ringrazio. Avete messo delle freccette esattamente in corrispondenza a dove, sulla prima Impianti slide, mancanti. si vedono dei cerchi rossi. Questo significa che chi ha fatto l'analisi di rischio non è che non ha considerato gli impianti industriali, li ha considerati, ma aveva una piantina sulla quale non erano visualizzati. Beh, lasciamolo. Ma come? Lo so, ma no, ma Si può rivedere la prima Siamo in slide democrazia. per cortesia? sì, in democrazia, ma c'è anche un'etica scientifica. nel No, dire no, le l'etica cose. scientifica. No, scusi, ingegnere, Lei, come in quanto legge- responsabile del comitato per il no rigassificatore, Questo non è deve un parlare Lei è di etica. responsabile. Questo è un ingegnere, ascoltiamolo un attimo. No? Sì, Si ma vedono- c'è un si limite, vedono- uno non può bestemmiare, perché uno può anche contestare. Prego. Zambon, ecco. Si vedono chiaramente i cerchi rossi sulla piantina. Quei cerchi rossi, se si guarda la seconda piantina, sono in corrispondenza dove loro hanno messo le frecce. Quei cerchi rossi rappresentano le aree di impatto di un guasto ai vari installazioni. E perché i depositi l'impianto, costieri non mi scusi, possono avere Bevilacqua, però, incidenti? l'impianto quindi è sicuro? Secondo lei? Al di là Guardi, delle sue io cartine non ho vecchie, io militare, non ho il dovere di dire se Secondo lei, dal l'impianto suo è sicuro studio? o meno. Ci sono stati dei tecnici, c'è una notizia di pochi giorni fa in cui il comitato ristretto, il tavolo tecnico nominato dal comitato ristretto, del quale fanno parte Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA e Capitaneria di Porto, ha dichiarato che il rigassificatore di Zaule non è pericoloso né in caso di incidente al suo interno né per il cosiddetto effetto domino. Se dei tecnici qualificati e nominati dal Ministero o dal comitato hanno detto che è così, dal punto di vista legale deve essere così, se no tutta la struttura istituzionale viene a crollare. Se c'è Anche del Vajont lo dicevano. Che era il fatto una che le diga persone sicura. non Vogliamo parlare di possano Stava sbagliare. o del terremoto dell'Aquila? Sa Il fatto quanti che le persone incidenti non in Italia possano- accadono proprio per convinzioni di questo tipo? Lo sa? Però c'è il rischio di bloccare tutto, no? Bevilacqua? se Allora non si guardi, crede. Io adesso io faccio- cerco facciamo di un altro mantenere il Vajont, possibile, io cerco di mantenere il possibile per il più possibile la conversazione sul tecnico. Però se lei la vuole buttare sul personale, per me Personale? non è un Perché problema. personale, Ma è certo, scusi? mi ha Vediamo appena di detto che evitare- bestemmio, per cui Lascialo parlare un attimo, ecco. no? Allora, visto che mi parla di etica professionale, io ormai sono un paio d'anni che seguo il lavoro del Comitato per il no al rigassificatore, che dice di Non è sostiene per di il chiamare, no. Perché cos'è questa parola? perché vi chiamate tavolo tecnico rigassificatore Trieste, ma sarebbe eticamente più giusto chiamarvi Possiamo andare sul Comitato per il no. tecnico, vi Ecco. prego, perché il tempo purtroppo Beh, è finito. guardi, leggo delle Sì. frasi scritte dai loro articoli. Davvero qualcuno non ha ancora capito che i progettisti hanno dribblato in tutti i modi la verifica dell'effetto domino. Se questa vi sembra una cosa possibile, che ci siano dei professionisti che dribblano una possibile verifica, questo significa dare dei criminali ai progettisti che hanno fatto il progetto. Perché dribblare significa coscientemente modificare i dati di ingresso di un modello tentando di evadere il controllo successivo. Siccome qui si parla di un impianto che ha dei serbatoi di gas relativamente vicino a un centro abitato, dribblare un controllo di sicurezza significa fare una cosa profondamente illegale e quindi non va scritta in un articolo che compare su internet, vanno denunciati gli ingegneri che avrebbero fatto questa cosa per tentata strage o per truffa. Beh, alla Noi fine l'abbiamo fatto. Bene.
Ma oltre a offendere le non persone... per strage, per truffa, Vabbè, chiaro. oltre a offendere le persone che hanno fatto quel progetto, che tanto sono spagnoli e per cui prima che lo vengano a sapere ne passa di tempo, offende anche profondamente le persone che sono demandate a fare il controllo di quel progetto. Perché pensare, io che ho un profondo rispetto per i tecnici di ARPA, Capitaneria di Porto, INAL e Vigili del Fuoco, sono sicuro che se fossero state presentate delle cartine sbianchettate, come è stato detto dal tavolo tecnico in diverse conferenze, se ne sarebbero accorti dopo 3 secondi. Ma semplicemente affossavano il progetto. Affossavano il progetto perché senza ombra di dubbio. Se Quindi uno solo... presenta un documento falso nella pubblica amministrazione, visto che abbiamo qua un pubblico ufficiale come il sindaco, sa benissimo che viene invalidato immediatamente. Il solo supporre che possa essere possibile è... Io adoro il paese che disegnate in queste... Io si Nesladek. Ma io velocissimamente, allora non ci sono i falsi, non soltanto, ci sono le omissioni. Ci sono le omissioni che sono importanti, ci sono dati che vengono riportati in assenza presunta di altri dati, l'ultima è quella dell'OGS, l'avete letto anche sul giornale, non c'erano la media, non c'era la possibilità di disporre di rilevazioni delle temperature, ha detto gas natural e invece l'OGS ti dice guarda che noi ne abbiamo da 50 anni, dico 50 per dire ovviamente. E questo è un argomento, ma io volevo solo citare per capire come si è svolta tutta questa vicenda. Abbiamo incontrato, è pubblico, l'abbiamo scritto sul giornale, l'abbiamo dichiarato, Gas Natural per la seconda volta in comune a Muggia. E Gas Natural è venuta a presentarci il loro programma di informazione e io ho chiesto, la prima cosa che ho chiesto, ma come mai lo fate solo dopo 6 anni? Sono 6 anni che ne stiamo discutendo. Come mai adesso ne venite a fare? E la risposta è stata candida, splendida. Ma perché sa, tutto quello che avevamo fino ad adesso non corrispondeva al progetto definitivo. Quindi abbiamo fatto, se ho capito bene, potrei sbagliare, una via, abbiamo lavorato mesi e mesi appunto con i tecnici, no? Qualche volta i tecnici, ingegnere, non è che sono mica disonesti, ma per la gran carità del Signore. È quello che dicono loro. No, mi lasci finire. Bisogna fare la domanda giusta ai tecnici. Vede, hanno sbandierato il giornale, forse addirittura anche lei da qualche parte ho letto qualche cosa che lei ha scritto relativamente alla possibilità di traffici e la compatibilità che l'ammiraglio Basile stesso avrebbe dichiarato in un'intervista al Piccolo. Beh, io ci ho parlato a lungo con l'ammiraglio Basile e ho riletto quell'intervista. All'ammiraglio Basile è stato chiesto, oggi come oggi, così come siamo lì, in quella zona, ci passano sia le petroliere che le gasiere? Sì. Sono necessarie particolari procedure? Sì, ma sono quelle standard. Ma l'ammiraglio Basile, e l'ha detto, rileggetevi quell'intervista, sul giornale ha detto ci sta anche il molo settimo, ma quando ci sarà l'8º, quando ci sarà il terminal Rorò e quando ci sarà prevista la piattaforma logistica si vedrà. C'è un problema di spazio? Se ricordo bene, spazio, non è sul sicurezza. terminal Rorò si è espresso in modo favorevole, ha detto si vedrà per la piattaforma logistica. Però il terminal Rorò ha detto che... no, guardi, ce l'ho qui l'articolo. Ce l'ho io anche qui. Sul terminal Rorò ha detto bisogna operare delle scelte, l'ha detto letteralmente. Ce l'ho, poi la faccio vedere. Può essere che abbiamo interpretato la frase in modo operare, no, ma io ci ho parlato a lungo, è un amico, quindi ci ho parlato. Bisogna operare delle scelte. Se mi chiedono se le navi possono oggi entrare gasiera e petroliera, ti dico di sì, ma non mi puoi dire in quanto tempo e in quanto è impedito. Ricordiamoci, la gasiera ne arriveranno 110, 109, ne dovrebbero arrivare, no? Starà lì 12 ore, 14 ore, quant'altro. Al terminal Rorò sono previste 4 navi al giorno. E allora uno mi spiega come fanno a entrarci insieme. Mostratelo, perché poi chiudo, non parlo più. Tu hai detto 100, io avevo il dato di 55-60, una per settimana. 109, cioè, nel senso, già 100 sono previste che io sappia 109, 110, sì, credo l'abbia scritto anche l'ingegnere da qualche 109 parte. sono 2 alla settimana. Ho capito, cioè, ho capito. Quella mezz'ora No, non è mezz'ora. Roberto, sarà un'ora che arrivano dentro. No, non è un'ora. Allora, entrano e non passa nessuno, scaricano e nessuno può stare attorno e la linea deve essere libera per uscirsene, a santo Dio, anche perché, e poi chiudo davvero... Però perché l'autorità portuale non ha... noi l'abbiamo chiesto, l'autorità portuale si pronuncerà, l'autorità portuale a verbale, anche se un argomento che non ho scritto, ha detto noi non prenderemo decisioni contrarie a quelle delle altre istituzioni. Il comitato portuale è stato chiamato dal sottoscritto all'ultima riunione che c'è stata l'altro ieri ad indire una riunione appositamente sul rigassificatore. Io sono